Benvenuti a tutti. Iniziamo a pregare la tredicina di Sant'Antonio. Possiamo rimanere a sedere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Signore, che hai reso Sant'Antonio apostolo del Vangelo, concedici per sua intercessione una fede forte e umile. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio Onnipotente, che hai reso Sant'Antonio operatore di pace e di fraterna carità, guarda le vittime della violenza e della guerra. Fa che in questo nostro mondo sconvolto e pieno di tensioni possiamo essere testimoni della promozione umana e della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio Onnipotente, che hai concesso a Sant'Antonio il dono delle guarigioni e dei miracoli, Rendici disponibili al servizio verso i malati, gli anziani e coloro che hanno bisogno di noi. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore, che hai fatto di Sant'Antonio un infaticabile predicatore del Vangelo sulle strade degli uomini, Proteggi nella tua paterna misericordia i viandanti, i profughi, gli emigrati. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio Onnipotente, che hai concesso a Sant'Antonio di ricongiungere anche le membra staccate dal corpo, Dona ai cristiani la gioia dell'unità visibile delle chiese. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore Gesù, che hai reso Sant'Antonio grande maestro di vita spirituale, Fa che possiamo rinnovare la nostra vita osservando il Vangelo e rendici promotori di vita spirituale per i nostri fratelli. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, che hai dato a Sant'Antonio la grazia incomparabile di stringerti come bambino tra le sue braccia, Benedici i bambini e fa che crescano buoni e sani e vivano nel santo timore di Dio. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù misericordioso, che hai dato a Sant'Antonio
sapienza e doni per guidare le anime alla santità per mezzo della predicazione. Fa che ci accostiamo con umiltà e fede al sacramento della riconciliazione, grande dono del tuo amore per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Spirito Santo, che in Sant'Antonio hai dato alla Chiesa e al mondo un grande maestro della sacra dottrina. Fa che tutti coloro che sono al servizio dell'informazione sentano la loro grave responsabilità e servano la verità nella carità e nel rispetto della persona umana. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore, che sei il padrone della messe, per intercessione di Sant'Antonio, manda molti consacrati e sacerdoti nel tuo campo, riempili del tuo amore e ricolmali di zelo e di generosità. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, che hai chiamato il Papa Francesco ad essere pastore universale, Per intercessione di Sant'Antonio, sostienilo e confortalo nella sua divina missione. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio Trinità, che hai dato a Sant'Antonio la grazia di conoscere, amare e glorificare la Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Concedi a noi di accostarci sempre fiduciosi al suo cuore di madre, per poter meglio servire, amare e glorificare te che sei l'amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore, che hai concesso a Sant'Antonio di andare incontro a sorella morte con animo sereno. Orienta la nostra vita a te, assisti i moribondi, dona la pace eterna alle anime dei nostri fratelli defunti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sant'Antonio prega per noi. E saremo degni delle promesse di Cristo. Signore, pietà. Cristo, pietà.
Padre fonte della vita, pietà di noi. Figlio parola fatta carne, pietà di noi. Spirito Santo fuoco dell'amore. Antonio da Lisbona, prega per noi, disprezzatore della gloria mondana, studioso assiduo delle scritture, docile ascoltatore della voce dello Spirito, entusiasta seguace di Francesco, ardente di zelo missionario, martire di desiderio, obbediente alla volontà del Signore, umile servo dei fratelli, ricercatore del silenzio, amante della contemplazione, uomo di preghiera, annunciatore instancabile della parola di Dio, strenuo lottatore contro le eresie, evangelista dei poveri, denunciatore dei mali della cristianità, profeta ardente della santità della Chiesa, fustigatore dell'usura e dei vizi, franco accusatore dei prepotenti, dolce consolatore dei poveri, difensore degli innocenti, predicatore schietto della verità, evangelizzatore dei lontani, testimone con la vita della parola annunciata, dottore evangelico della Chiesa, sapiente conoscitore delle Scritture, maestro di teologia nell'ordine francescano, vero frate minore, seguace della povertà di Francesco, obbediente in ogni richiesta del Signore, uomo dal cuore puro e compassionevole,
apostolo zelante della salvezza dei fratelli, confessore instancabile dei peccatori, scrutatore dei misteri divini, tenero amico del bambino Gesù, cantore della passione del Signore, discepolo di Gesù povero e crocifisso, innamorato della Vergine Maria, uomo di fede che hai sorriso alla morte, glorioso santo dei miracoli, intercessore per i bisognosi presso il Signore, santo che tutto il mondo ama, protettore dei bambini, fratello che ascolti il grido dei sofferenti, amico che fai trovare le cose smarrite, gloria ed esempio dei frati minori, patrono delle nostre contrade, Antonio di Padova. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Preghiamo. O Dio, Padre buono e misericordioso, che hai scelto Sant'Antonio come testimone del Vangelo e messaggero di pace in mezzo al tuo popolo, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per sua intercessione. Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere nella fede e conserva in essa l'unità, la pace e la serenità. Benedici i nostri figli, proteggi i giovani, soccorri quanti sono provati dalla malattia, dalla sofferenza e dalla solitudine. Sostienici nelle fatiche di ogni giorno, donandoci il tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore. Esalto Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurar la sua grandezza.
Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore del Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari devoti di Sant'Antonio, siamo al 6° giorno della nostra tredicina in cui ci stiamo preparando per la grande festa in onore di Sant'Antonio. Questa sera è qui con noi l'associazione Movimento Francescano delle Fraternità Familiari, con il presidente Michele Sbrissa e alcune famiglie in rappresentanza dell'associazione stessa. Assieme a loro vogliamo unirci anche con i giovani, cui responsabile è il padre Nicola Zanin. E assieme questa sera, queste sono le due intenzioni un po' particolari per cui vogliamo pregare e affidare a Sant'Antonio queste due realtà. Ci aiuteremo poi questa sera anche a riflettere Sant'Antonio che nel miracolo eucaristico della mula inchinata davanti all'Eucaristia ci invita alla fede su Gesù, pane di vita. Al termine della celebrazione chiederemo la benedizione e l'intercessione di Sant'Antonio per le famiglie, i giovani, gli anziani e in modo particolare per gli ammalati e per tutte quelle persone che portiamo nel nostro cuore. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Dalla lettera agli Ebrei.
Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mani d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito Eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente? Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Cori alterni, ascoltiamo la sequenza. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunziato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi. Alleluia, 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 alleluia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli Azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò 2 dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti.
In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Vorrei portarvi questa sera con la vostra mente a quell'episodio di Gesù che cammina sulle acque e di come i discepoli impauriti gridano che è un fantasma. Gesù risponde in maniera anche perentoria: sono io, stando così a indicare che non solo è in carne e ossa, ma anche che in lui è presente concretamente Dio. Anche dopo la sua resurrezione Gesù fa di tutto per far capire ai suoi discepoli che il suo ritorno come vivente non è da fantasma, ma come una reale nuova presenza concreta. Poi Gesù ascende in cielo, ci fa dono del suo Spirito. È tutto finito? Come continua la sua presenza reale se di fatto non c'è più? Continua ad agire e ad amare in modo concreto nella nostra storia, attraverso il suo corpo che è la Chiesa, la comunità di noi tutti, e attraverso la Chiesa domestica, ovvero la famiglia. La solennità che celebriamo del Corpus Domini vuole celebrare proprio questo, cioè la Chiesa, che è corpo del Signore, e l'Eucarestia come presenza reale di Gesù dentro alla sua Chiesa. Gli evangelisti raccontano che nell'ultima cena Gesù, con un pane e con il calice del vino, dona ai discepoli i segni della sua presenza e una sorta di sintesi della sua storia. Con un pane spezzato e condiviso e con un calice di vino, Gesù dice: questo sono io, e anche questo siete voi nel momento in cui siete in comunione con me e tra voi. Il Maestro compie questi gesti per i suoi discepoli prima di affrontare la sua passione, morte e risurrezione. Questi testi dell'ultima cena la Chiesa successivamente li ha raccolti come modalità per non perdere la fede nella presenza reale di Gesù dentro la storia, per far sì che non rimanga di lui un fantasma o un vago ricordo. Lo stesso Beato Antonio, attraverso il famoso miracolo della mula, tenuta a digiuno per 3 giorni, si inginocchiò davanti all'ostia consacrata, trascurando il suo cibo e vincendo così la sfida lanciata dagli eretici di turno. Sant'Antonio dice che al suono delle parole «questo è il mio corpo», il pane si trasforma, si transustanzia, diventa il corpo di Cristo, che conferisce l'unzione di una duplice ricchezza a colui che degnamente lo riceve. Attenua le tentazioni e suscita il fervore, addolcisce le amarezze e alimenta la devozione. Questo è il mio sangue, che per voi e per molti sarà sparso in remissione dei peccati. Fu dunque necessario che quel sangue fosse come un vino raffinato e purissimo per essere versato in remissione di tanti peccati. Così appunto dice Sant'Antonio. Allora corpo, Chiesa, comunità, famiglia. Può essere bello, ma non è certo facile farsi pane gli uni per gli altri. Significa che ognuno di noi, ogni famiglia, ogni comunità,
non può più vivere per se stessa, ma per gli altri. Significa che dobbiamo essere disponibili, che dobbiamo avere pazienza ed essere miti, come il pane che si lascia impastare, cuocere, spezzare. Significa che dobbiamo essere umili, come il pane, che non figura nella lista delle specialità, ma è sempre lì per accompagnare tutti i nostri piatti. Significa che dobbiamo coltivare la tenerezza e la bontà, perché così è il pane, tenero e buono. Raccogliamo ancora l'invito di Gesù allora a salire anche noi nella stanza al piano superiore e celebrare con Lui la cena. Così ci esorta ancora il Beato Antonio. Preghiamo dunque il Figlio di Dio che ci conceda di ristorarci a questa mensa per essere degni di saziarci alla mensa celeste. Ce lo conceda colui che è benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Con fiducia rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Al Padre che nell'Eucaristia ci ha lasciato il memoriale vivo dell'alleanza compiuta nel corpo e nel sangue di Cristo, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera dicendo insieme: Salvaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, fortificata dal pane della vita, cammini sulle strade del mondo, annunciando in parole e in opere il Vangelo di salvezza. Preghiamo. Salvaci, o Signore. Per i sacerdoti, ministri dell'altare, sull'esempio di Sant'Antonio si conformino sempre più al mistero che celebrano, a lode di Dio e al servizio del suo popolo. Preghiamo. Salvaci, o Signore. Per gli ammalati, gli anziani e quanti sono nel bisogno,
sperimentino la protezione di Sant'Antonio e siano sostenuti nella speranza della comunione al sangue di Cristo. Preghiamo. Salvaci, o Signore. Per noi tutti che partecipiamo alla mensa eucaristica, la nostra vita, in unione al corpo e al sangue di Gesù, sia vissuta in rendimento di grazie al Padre e in gesti di carità fraterna. Preghiamo. Salvaci, o Signore. Per tutte le famiglie, in particolare quelle del movimento francescano delle fraternità familiari, aiutaci ogni giorno ad edificare la nostra piccola chiesa domestica, affidando le nostre piccole e grandi scelte a Te, Dio Padre buono e misericordioso. Insegnaci a riconoscere la Tua presenza viva e fedele, sia nei momenti gioiosi e felici che in quelli tristi e dolorosi. Aiutaci ad essere luce gli uni per il cammino degli altri, come Tu per primo sei luce ai nostri passi. Ci accompagni nel nostro percorso di vita la bellezza e la ricchezza di essere fratelli tutti, nella condivisione del viaggio verso la vita che non avrà mai fine. Per questo Ti preghiamo. Salvaci, o Signore. In un istante di silenzio vogliamo affidare al Signore, per l'intercessione di Sant'Antonio, ogni nostra particolare intenzione. Signore Gesù, con le parole di Sant'Antonio ti diciamo: noi crediamo fermamente e confessiamo che il pane eucaristico è lo stesso tuo vero corpo, nato dalla Vergine Maria, inchiodato sulla croce, che giacque nel sepolcro e risuscitò il terzo giorno. È il tuo amore di sposo per la tua Chiesa. Concedici di portarti nel nostro cuore, per poter risorgere con te, tu che sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Guarda questa offerta, guarda noi, Signor. Tutto noi t'offriamo per unirci a te nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, che possiamo offrirti, nostro Creator. Ecco il nostro niente, rendilo, Signor, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita. Preghiamo insieme perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace,
misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e benedire il tuo nome, Padre Santo, Dio di misericordia e di pace. Tu hai voluto che il tuo Figlio, obbediente fino alla morte di croce, ci precedesse sulla via del ritorno a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Nell'Eucaristia, testamento del suo amore, egli si fa cibo e bevanda spirituale per il nostro viaggio verso la Pasqua eterna. Con questo pegno della risurrezione finale partecipiamo nella speranza alla mensa gloriosa del tuo regno e uniti agli angeli e ai santi proclamiamo l'inno della tua lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Antonio e tutti i santi, nostri protettori, presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo, Michele, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati
del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai suoi. Prendete pane e vino, la vita mia per voi. Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà, chi beve il vino nuovo con me risorgerà. È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi. Formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. Se porti la sua croce, in lui tu regnerai. Se muori unito a Cristo,
Cristo, con Lui rinascerai. Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno, che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Continuiamo appunto la celebrazione della Tredicina ogni sera alle 18:30 e poi alle 19 la Santa Messa con tutti i parroci del campo San Pierese. Domenica prossima, 13 giugno, celebriamo la solennità di Sant'Antonio. Le Sante Messe qui sono alle 7, 8:30, 10, 11:30. Alle ore 17, nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, c'è la Santa Messa presieduta da Don Claudio e Don Bruno, parroci di Campo San Piero e Rustega. E all'interno di questa Eucaristia ci sarà l'affidamento dei bambini e ragazzi a Sant'Antonio con la benedizione, con la Santa Reliquia. Alle 19, sempre del 13 giugno, la solenne concelebrazione nel piazzale qui davanti al santuario, celebrazione presieduta da Monsignor Michele Tomasi, vescovo di Treviso. Seguirà poi l'offerta dell'olio e l'accensione della lampada votiva da parte del sindaco di San Giorgio delle Pertiche, il dottor Daniele Canella. Da giugno a settembre le Sante Messe prefestive e festive saranno sempre alle ore 19. E ora riceviamo la benedizione solenne con la reliquia di Sant'Antonio. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente ed eterno, che ha costituito Sant'Antonio apostolo della sua parola e della sua misericordia, e fonda su di voi la sua benedizione. Nel cammino di questa vita Dio vi liberi da ogni male, vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, ferventi nella carità. Dio ascolti ora e sempre per intercessione di Sant'Antonio le vostre preghiere, disponga i vostri giorni nella sua pace e vi conduca alla felicità eterna. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. O dei miracoli in Clito Santo dell'alma Padova, tu te l'hai vanto, benigno guardami, prono ai tuoi piedi, o Sant'Antonio, prega per me. Benigno guardami, prono ai tuoi piedi, o Sant'Antonio, prega per me.
a te sen viene, e in atto supplice chiede ed ottiene, di grazie arbitro Iddio ti fe. O Sant'Antonio, prega per me. Di grazie arbitro Iddio ti fe. O Sant'Antonio,